ti canto una canzone che fa: t'accarezzavo in da chilli momento, ma non capevo che per me era importante. È una bambina di 5 anni e fa: io che speravo che eri solo un gioco, che canto con sentimento. Sta storia è un'ora da buttare via. Io la guardo e faccio: ma sta bambina sta capendo quello che sta cantando? Cioè nel senso, che sa dell'amore? Cioè pensa un po' alla potenza della musica dove arriva, perché sicuramente quella bambina che ha 4-5 anni non sa quello che sta dicendo. Cioè pensa un po' la potenza della Però musica. comunque è vero che abbiamo dei preconcetti, e io sono il primo. Sarà un po' di la musica è una verità. Cioè, sono poesie, capito? Capito? Suoni emozionato. Sì. Quando sento uno che sta cantando, che si feste, bro. No, lui la prima cosa che mi ha detto si è seduto e dice: no, io non ascolto il neomelodico. Che subito ti piace? Chi è proprio No, perché non mi accondiscenduto, piace. Dice, io, per me, i caghi ci faccio. Però poi, e sono contento che stai qua. Ah, ok, già stavo cominciando a ragionare un po'. Allora, i nostri iscritti ringraziamo Mario per come accoglie gli ospiti del questo podcast. Che avviene la più grande cantante di napoletana, e Mario dice: a me mi piace quello di qua. Che pezzo ha messo? Non è sincero, è così. Te ne immagini, vuoi essere sincero. Parama situazione. Anche e soprattutto perché sappiamo che hai una storia bellissima. Sì, vabbè.